I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. C'è una persona che stimo, che conosco da 15 anni dal punto di vista professionale, che sta facendo cose bellissime, è una psicologa stimatissima, è una trainer che lavora fuori Italia, da Svizzera, e con la quale vogliamo toccare il tema dell'errore dal punto di vista della comunicazione, dell'errore nella relazione. È ormai una presenza fissa per noi. Sono felice di potervi presentare Nicoletta Todesco. Ok, grazie, magari sto un po' in piedi. Certo che parlare dopo crepè e Bianchetti per me è particolare. Beh, l'errore vincente sulla comunicazione. Intanto vi dico che ci conosciamo da tantissimo con Gianluca e avete presente quando hai 19 anni ti dicono ti hanno fatto il lavaggio del cervello? Vi è mai successo quando fate una scelta particolare che vi dicano ti hanno fatto il lavaggio del cervello? A quanti è successo tra di voi? Quando fate qualche scelta strana, qualche scelta di coraggio? Ecco, io il primo corso di formazione in realtà l'ho fatto che avevo 12 anni, mi ha spedito la mamma a calci nel sedere a fare un corso di dinamica mentale e a 19 poi mi è cambiata la vita, perché, come dire, avete presente quando hai quella sensazione dentro che sai che farai qualcosa di diverso e la tua missione è toccare tante persone? Questo è quello che ho sempre voluto fare. È facile per te che sei, è facile per te che hai, è facile per te. Infatti stamattina Gianluca ha esaurito con un video bellissimo di Michael Jordan, di tante persone che hanno avuto risultati straordinari. Alla fine, noi vediamo spesso il risultato finale di ciò che le persone sono e non vediamo che cosa, tutto l'iter che hanno avuto prima di arrivare lì. Potrei trasmettervi qualcosa di profondo se non avessi vissuto. Vivere con una mamma depressa, secondo voi è facile? Che la mamma che ti dice alla tua laurea, sai, complimenti, ti dico solo una cosa, ti manca la lode. Prima Paolo parlava di una cosa, per fortuna non ci danno tutto. Però in Veneto ero un po' troppo conosciuta perché facevamo tantissima TV nelle TV locali e quindi la mia idea era, ma se tu continui a lavorare in Veneto, sarai conosciuta perché sei stata la compagna di o sei conosciuta per Nicoletta? Allora ho detto, bene, dov'è che non ti conosce nessuno? Dov'è che nessuno sa chi sei? E ho varcato il territorio svizzero. E sapete all'inizio cosa è successo? Mi hanno detto questo, mi hanno detto, ma sai Nico, la Svizzera è piccola, farai un corso, 2. E invece cosa è successo? Che sono 10 anni che sono in Svizzera e che sempre di più hai risultati. L'errore può essere quel fuocherello che ci permette di capire che forse, la cosa importante cos'è? Avere ancora una volta l'umiltà di abbassare e saltare, perché i tappi che ci mettiamo spesso, quando non ci sono più, nella nostra testa continuano ad esserci. E se noi continuiamo a pensare a ciò che la realtà è com'è, non è come voglio che sia, ok? Come posso fare il meglio che ho con gli strumenti che ho, senza stare là a lamentarmi? Perché chi crea ha energia, chi demolisce e critica cosa succede? Non ha quell'energia per continuare a creare. I had a